Giampaolo Murru, complimenti, avete battuto il Tempio disputando un gran secondo tempo, nonostante nel primo tempo il Tempio forse vi abbia messo in difficoltà di più come mai l'avversario di turno al Monteponi, però siete venuti fuori alla grande nella ripresa e con le grandi sta di fatto che quest'anno state lasciando risultati con tutti. Sì, il primo tempo era abbastanza equilibrato, loro hanno provato a pressarci alti. Abbiamo forse hanno avuto un'occasione dove hanno preso la traversa, ma chiaramente da fuori aria, dentro l'aria non hanno creato niente, eravamo belli compatti, non era facile, anche noi il primo tempo siamo stati abbastanza guardinghi lì a aspettare, il secondo tempo invece molto bene, molto bene. Secondo tempo bene anche perché si apre dopo un minuto col gol di Edoardo Pilas, bella azione a destra di Alvarenga, cross perfetto ma bel palla d'incontro di testa di Edoardo in vantaggio. Avete dispianato la ripresa perché poi nel raddoppio avete guadagnato il rigore e l'espulsione e quindi da lì potete anche fare il 3-4-0. Primo tempo siamo riusciti a sbloccarla subito, ma è un po' quello che gli ho chiesto di approfittarne perché abbiamo gamba, corriamo più o meno sempre più degli avversari, quindi siamo in una condizione ottimale anche mentale e oltre fisica, e quindi gli ho detto di rischiare un po' di più, quindi abbiamo cercato di alzare il baricentro, siamo riusciti a sbloccare la partita, abbiamo avuto altre due palle gol nitide subito i primi 10 minuti, Le occasioni di Alvarenga e Mastro Pietro a porta vuota si può dire. però sono stati bravi i ragazzi a non mollare, a continuare a giocare, e io sono contento per questo perché comunque ci abbiamo creduto, abbiamo preso consapevolezza al di là anche nelle partite Esatto, è stato un precedenti. crescendo dell'Inglese. Sì. Ma anche sabato scorso abbiamo fatto una grande partita a Gavoi, prendendo in mano la partita dal primo minuto, lo stesso col Budoni, pur essendo in grossa emergenza abbiamo fatto una grande partita, quindi complimenti ai ragazzi perché davvero stiamo facendo bene. Complimenti all'Iglesias perché in questi 2 mesi e mezzo di fatto sbagliate la gara con la Ferrini, anzi il secondo tempo della Ferrini. Purtroppo sì, abbiamo sbagliato quella, come ti avevo detto. Avevamo giocato il mercoledì, non siamo stati lucidi a fare il secondo tempo e abbiamo buttato all'aria, anche se loro hanno fatto un tiro in porta, comunque hanno vinto la partita e non siamo riusciti poi a rimediarla perché mancavamo di lucidità. Al contrario invece delle altre partite che stiamo facendo, siamo sempre abbastanza lucidi, compatti e stiamo facendo bene. Giampaolo 41 punti, salvezza, questo si può dire. Adesso cosa vi aspetta? Tu hai sempre detto ragioniamo di gara in gara, però l'obiettivo si può porre. Adesso c'è forse da guadagnare una posizione perché il quarto posto è a 3 punti e in quel caso cercare di accorciare dalla terza che adesso è diventato il tempo. Ma intanto credo che la salvezza sia abbastanza arrivata precedentemente perché poi vediamo. Certo, la quota è abbastanza alta. Però è quello che ci siamo detti, ci diciamo tutta la settimana, andiamo partita su partita, mancano adesso 5 partite, cerchiamo di farle tutte al massimo e vedere dove arriviamo. Lo dico perché comunque quando avete incontrato le grandi avete fatto quasi sempre il risultato, tranne qualche volta fuori casa, ma quando avete perso di misura in tal caso, e quindi sarebbe anche bello vedere una partita delle Iglesias nei playoff. Vabbè, la speranza è sempre quella all'ultimo a morire, ma ripeto, andiamo partita su partita, ci facciamo queste 5 partite e poi vediamo dove arriviamo. Al di là di questo bisogna fare un applauso perché stiamo facendo bene, giochiamo bene, i ragazzi danno tutto, chi gioca meno, chi gioca di più, però sono veramente contento. Prossimo impegno? Prossimo impegno giochiamo a Villasimius, un'altra partita tosta perché il Villasimius ultimamente si è ripreso, sta facendo molto bene, quindi sarà una partita dura. Perfetto, grazie Giampaolo, complimenti ancora, in bocca al lupo per il finale. Grazie.